Dottoressa Giovanna Galante Garrone, buongiorno. Buongiorno. Lei nel 2000 ha pubblicato con la professoressa Elena Ragusa una monografia sul maestro Hans Klémer. Giunge nelle terre del marchesato, lui fiammingo, artista rivoluzionario, e porta un'ispirazione nuova, un'arte nuova, no? Che rivela anche nuove influenze. Direi che è una ventata, si può dire rivoluzionaria, che lui porta. Già nella prima opera documentata, che è Il politico di Cellemacra, si vede un pittore che si differenzia per vigore, disegno, luce, originalità da una serie di pittori attivi a Saluzzo e nelle valli. Cioè c'è un abisso tra Giovanni Baleison, i fratelli Biasacci che lavorano tra le valli, la Liguria, eccetera. Sono, per quanto qualcosa della luce provenzale ci sia anche in loro, c'è una ingenuità proprio di rappresentazione degli schematismi, delle rigidità che lui sconvolge. Lui è noto chiaramente per la Madonna di Misericordia, databile sul 1499 per l'età del piccolo bambino Michele Antonio che vi è raffigurato e che è stato letto come appunto un pezzo mediterraneo, provenzale, di una raffinatezza pazzesca, ancora con un timbro di gotico antico, di gotico internazionale, accostato a esempi spagnoli, con momenti di grandissima anche tenerezza. Basta vedere il volto della Vergine, che è splendido, eseguito con una serie di sperimentazioni con la doratura a punzone, con sopra il pennello, pastiglia, quindi con rilievi dorati, addirittura una corda che viene usata nello scollo della Vergine, cioè con degli anche proprio meccanismi di rappresentazione di grandissima raffinatezza, che quindi evidentemente per i marchesi lui ha dato qui il massimo della raffinatezza. I marchesi li ritroviamo nel Politico del Duomo, più invecchiato il marchese, con un tono più vigoroso e maturo, risentito, con linee molto risentite di Klémer. Certo, decurtato, abbiamo perso dei pannelli, insomma, e a parte quello centrale su cui volano delle diverse ipotesi. È stata avanzata l'ipotesi che la Madonna Bardini fosse al centro del Politico della cattedrale di Saluzzo. Come misure potrebbe anche andare, non si può escludere, può anche un po' sconcertare la Madonna Bardini per come è rispetto alle opere su tavola che conosciamo di Klémer. C'ha questo trono dettagliatissimo negli ornati, ricchissimo. Poi c'è questo bambino leonardesco che è un po' diverso dagli altri, però la Madonna, se si guarda bene, si può legare effettivamente a particolari, anche proprio certe rotondità, segni di linee di Klémer. Certo, se saltasse fuori la parte centrale del Politico della cattedrale di Saluzzo. Lei si è fatta un'idea
di che uomo era Hans Klemmer, che età poteva avere, quando è morto, se è morto giovane. Sappiamo, una storica dell'arte francese attribuisce la morte di molti pittori all'utilizzo dei colori tossici, delle materie tossiche usate per ottenere i colori. Sappiamo qualcosa di più? Purtroppo su come è morto non lo sappiamo, sappiamo solo che è morto tra il 9 e il 12, di più non sappiamo. Lei diceva che idea mi sono fatta proprio del personaggio? Sì. Non è facile da elementi di stile, no, risalire, perché a volte il carattere di una persona è diversissimo dalla manifestazione, no, che dà nelle opere d'arte, eccetera. Però io mi sono fatta l'idea di un personaggio irruente, anche solo da certi particolari, dal fatto che si sono trovate le dita, i segni delle dita nell'intonaco. C'è qualche cosa, come dire, di selvaggio nel tipo di linea anche che lui fa, che mi dà l'idea di un personaggio appunto irruente, capace però di affettuosità estreme.